Buongiorno a tutti, oggi per l'ultima partita di questo girone giocheranno il Pesaro con la maglietta rossa e bianca e la Rotolisia Scandanese con la maglietta nera e giallo fluo. Vediamo le formazioni per la Rotolisia Scandanese con numero 10 capitano Sofia Barbieri, con numero 4 De Francesco Martina, con numero 6 Iacono Virginia, con numero 3 Mammi Amanda, con numero 9 Pascarella Beatrice Sol e con numero 8 Pascarella Serena. Allenatore Vivi Jacopo. Invece per il Pesaro con il numero 3 Barbieri Gioia, con il numero 7 Barbieri Stella, col 15 Farinini Melissa, col 16 Rigioni Noemi, col 23 Emerson Sammerrai, con il numero 8 Morri Elena, con il numero 5 Tastini Mia e con il numero 11 Verdera Melisa. Allenatori Barbieri e Emerson. Ecco a voi l'avvio di questa partita con il numero 8 Morri che la passa e niente, va capitano con il numero 11 Verderame, va sulla sponda, cerca il passaggio ma niente anche qui, la protegge con il numero 7 Barberi a 2, ingaggia a 2, attenzione. Ancora il Pesaro con il possesso di palla, ancora in attacco, ancora il capitano che la passa al numero 11, ancora un passaggio con il numero 23, ecco ancora il capitano, cerca di liberarsi ma la passa ancora indietro, il numero 11 Verderame, con il numero 8 Morri. Cerca anche lei di saltare l'uomo ma preferisce gestire palla, con numero 23 ancora il passaggio al capitano Verderame, passaggio dentro e cerca il tiro ma niente. Ecco la Rotolisia Scandanese che riconquista palla in contropiede con il numero 4, fallo per la Rotelistica. Primo fallo di questa partita, attenzione con il numero 8 Pascarella, con il numero 4 ancora De Francesco, ancora un fallo a favore della Rotellistica. L'importanza dei falli è fondamentale perché ricordiamo al 10° c'è la punizione di primo, il numero 4 il tiro è fuori, attenzione la palla rimane lì, recupera il Pesaro. Gira dietro porta, cerca di andare in velocità e perde la pallina, la riconquista con il numero 4 di Francesco Martina, cerca di andare in solitaria, cerca il tiro e la parata in tranquillità del portiere del Pesaro, ancora la Rotelistica e la recupera il Pesaro, attenzione 1 contro 1. Cerca il tiro e il portiere para. Ancora il Pesaro un possesso di palla. Attenzione. C'è uno scontro abbastanza fisico e niente, fallo a favore della Rotellistica che ritorna un possesso di palla. Ancora col numero 4 De Francesco Martina, cerca di andare anche lei verso la porta, ora la passa, attenzione, cerca il tiro e niente. Il Pesaro riconquista palla e cerca di ripartire,
ancora il capitano Mori Elena, va sulla sponda, cerca il passaggio ma viene intercettato ancora da numero 4 della Scandanese, cerca il tiro e la grande parata del portiere del Pesaro. Ecco un contropiede, 1-1, cerca il tiro e niente, ancora il portiere che riesce a prenderla, contropiede, sempre con la numero 4, passaggio, niente, recupera di nuovo la Rotelistica, un po' una fase di studio, è un po' confusa, passaggi un po' sbagliati, però abbastanza piacevole come partita. Attenzione, pallina fuori da una posizione molto importante, ancora il Pesaro che riconquista palla, cerca di andare in contropiede con il numero 11, passaggio all'indietro, gestione della palla e niente, la Rotelistica cerca di conquistarla ma non ce la fa, ancora il capitano del Pesaro che va sulla sponda, la passa all'indietro al numero 23 di Emerson e niente, fallo dei 5 secondi, ora time out a favore del Pesaro. A 10:48 il primo time out, vediamo un po' una partita abbastanza equilibrata con tiri da una parte e dall'altra e una bella partita per ora. Ecco la fine di questo time out, le squadre ritornano nelle loro postazioni, diciamo. Punizione battuta dalla Rotelistica, cerca di andare in porta ma viene intercettata e fermata e la riconquista del peso dietro porta, cerca di prendere velocità, va lungo la sponda, la passa all'indietro al numero 11 Verderame, cerca il tiro e la parata del portiere, ancora un contrasto di gioco e la palla ritorna al Pesaro, ancora il tiro e sempre intercettato dalla numero 4 di Francesco Martina che sguscia via e contropiede della Scandanese, passaggio intercettato dal capitano con la numero 8 Pascarella e viene rubata la pallina dal Pesaro che va in contropiede lungo la sponda, va dietro porta la numero 23 di Emerson, cerca il tiro, viene murato, ancora un possesso palla che ora la perde, ritorna alla Rotelistica, ancora la numero 4, cerca di andare via ma non ci riesce, perde palla, la recupera al Pesaro con la numero 3 Barberi, ma anche lei la riperde, fallo, sempre a favore della Rotelistica Scandanese. A 9:16 il primo time out a favore della Rotelistica e il terzo fallo appunto al Pesaro.
Ecco il gioco che ora riprende con la punizione. In possesso palla la Rotellisia Scandenese con la numero 8 Pascarella. La passa a De Francesco che va lungo la sponda, cerca di andare in porta, rientra e niente, il tiro sul primo palo viene parato. Ancora in possesso palla della Rotellistica con la numero 8 Pascarella, la recupera e niente, il tiro va fuori. Ritorna in possesso palla la Rotellistica, va lungo la sponda, numero 9, passaggio intercettato dal portiere, ora il contropiede lungo la sponda del Pesaro con la numero 3 Barberi che cade, niente. Ritorna in possesso la Rotellistica, cerca di andare in contropiede, il tiro è fuori. La recupera il Pesaro con il capitano Maria Elena, anche lei va sulla sponda, cerca di passarla e viene intercettato da De Francesco. Il possesso ora ritorna al Pesaro, sempre con Barberi che la perde, ancora De Francesco che la riconquista, va lungo la sponda, le due compattano e la recupera il Pesaro con il capitano e va lungo la sponda, anche lei, sempre la Rotellista che la recupera, sempre Di Francesco, cerca il tiro e c'è il gol, grandissimo gol di Francesco Martina che spiazza il portiere e segna l'1-0. Vediamo il replay, il tiro e palla al 7 che il portiere non ci può fare nulla e il secondo time out a favore della Rotellistica subito dopo il gol segnato. Rivediamo ancora il replay e il grande gol. Ecco la ripresa del gioco, ecco la battuta del Pesaro, va lungo la sponda, cerca di liberarsi per il tiro ma il portiere in tranquillità para. Ancora il Pesaro con il capitano, ancora cerca di liberarsi ma ecco ora per il tiro, passaggio e niente, il contrasto vinto, tiro portiere para, ancora il Pesaro con il capitano numero 11 Verderame, cerca il tiro e ancora il portiere della Rotellistica che è sempre sul pezzo e è sempre pronto. Riecco il contropiede sempre con De Martino, cerca di saltare 1, 2, 3 e segna un bellissimo gol. Uno slalom micidiale e di rovescio accompagnato, tira sul secondo palo che spiazza il portiere. Grandissimo gol anche questo, rivediamo i replay. Salta 1, 2, 3, tira accompagnato e c'è il gol. Grandissimo gol. Ecco la ripresa del gioco, c'è ancora il capitano del Pesaro, anche lei cerca di saltare 1 o 2 uomini, mette in mezzo ma niente, va dietro porta, sempre il numero 8 Morri, il numero 3 Barbieri, cerca il tiro ma viene murato, sempre De Francesco che recupera la pallina, parte e cerca di scardinare la difesa. Saggiamente ce ne palla, la passa al numero 8 Pascarella che cerca il tiro ma finisce fuori.
recupera il Pesaro col capitano, con il numero 8 Morri. Michele cerca di andare in porta, salta una, rientra e para. Il portiere ancora para della Rotellistica. Attenzione, il contropiede, ancora Pascarella, e para anche il portiere del Pesaro. Contropiede ora del Pesaro con il numero 11 Verderame, rientra, il tiro viene parato ancora. Verderame cerca di ripartire, De Francesco cerca di ripartire, ancora la Rotellistica in possesso di palla, ancora a centrocampo e scadono i 5 secondi e quindi la pallina ritorna all'Ochi Pesaro. Ecco la battuta, ancora cercano di andare al tiro ma vengono fermati. Ancora un possesso palla al Pesaro, perde palla a centrocampo il numero 11 Verderame, che combatte per cercare di recuperare la pallina e va via a 2 giocatrici, cerca il tiro la numero 23 Emerson, ma niente, poi cerca un passaggio. La Rotellistica ancora con Pascarella cerca di andare via ma viene fermato in un fallo. Il numero 4 contro il Pesaro. Ecco De Francesco con il numero 8 cerca il tiro ma pallina alta, quindi il possesso palla ritorna a favore del Pesaro. Ecco la numero 23 che la passa al capitano, il numero 8 Morri, che cerca di liberarsi ma è ben marcata. La passa al numero e niente, ancora possesso del Pesaro, sempre a centrocampo, cerca di andare via il numero 8 Verderame. E il portiere della Rotellistica è ancora pronto, per ora non si è fatta trovare impreparata. Ecco ancora il capitano del Pesaro con il numero 8 che salta 1, salta 2, cerca il tiro e niente, viene murata. Ecco il contropiede con il numero 8 Pascarella che cerca il tiro di piatto ma finisce fuori. La recupera De Francesco, ecco il tiro e niente. Ecco il numero 8 Morri, cerca di ripartire ma saggiamente rallenta. La difesa della Rotellistica è ancora ben piazzata e quindi deve ritornare indietro il Pesaro. Ancora 5 secondi fischiati, quindi palla ritorna alla Rotellistica, cerca il tiro e sempre il portiere del Pesaro pronto. Ancora la Rotellistica, sempre lungo la sponda, la recupera numero 9 Pascarella, cerca di rientrare ma viene fermata e recupera palla. Ancora Pascarella con il numero 8, cerca il tiro di rovescio ma viene murato. Ora De Francesco un possesso palla, contrasto lungo la sponda e palla alla Rotellistica perché la giocatrice del Pesaro ha toccato la pallina quando era per terra. Ecco De Martino dietro porta, cerca l'alza schiaccia ma viene fermata dalla giocatrice del Pesaro. Ecco con la numero 3 Emerson che cerca un possibile contropiede ma viene anche lei fermata. Possesso palla sempre del Pesaro con il numero 11 Verderame che cerca di andare in porta ma deve rallentare, ritorna indietro a centrocampo. Vediamo, vengono passati e sempre i 5 secondi e quindi il possesso ritorna alla Rotellistica. Ecco con la numero 4 cerca il tiro della Rotellistica e anche qua un bellissimo gol.
Il terzo di De Francesco Martina. Rivediamo il replay. Posizione più defilata, sempre col piatto e sempre il tiro incrociato. Ecco la ripresa del gioco a favore del Pesaro, palla nel mezzo ma la numero 23 non riesce a stoppare la pallina. Ecco ora il contropiede con la numero 6 Iacono Virginia, cerca di fare tutto da sola ma viene fermata da due giocatrici del Pesaro. Sempre alla rotellistica, un possesso di palla con De Francesco che salta una e sbaglia il passaggio per Pasquarella Serena ma la recupera. Sempre De Francesco va in mezzo a due, Pasquarella Beatrice Sol lungo la sponda, cerca un passaggio nel mezzo, viene intercettato e recuperato da Emerson Samerrei che cerca di andare lungo la sponda, ne salta due, cerca il tiro ma sul primo palo sempre pronto il portiere. Recupera De Martino per la Scandianese, va con la numero 8 Pasquarella Serena, ne salta uno, ne salta due ma perde palla. Quinto fallo contro il Pesaro, siamo già a 5 falli quando manca 10:47. Possesso palla ancora per De Francesco, salta uno e salta due, cerca il passaggio e non aggancia Iacono Virginia che era tutta sola in aria e ora palla a due. Peccato perché era una bella occasione per trovare la quarta rete. Recupera ancora De Francesco, palla a centrocampo per la numero 9 Pasquarella che cerca di saltare l'avversario ma non ci riesce. Ancora De Francesco, salta un avversario, ancora sola Iacono Virginia e niente, il portiere del Pesaro para. Sempre palla a due. Cerca il tiro e niente, palla che ritorna al Pesaro. Vediamo il capitano Mori Elena in possesso di pallina, cerca di andare lungo la sponda per liberarsi. Ecco il numero 23 Emerson che perde palla e finisce qua il primo tempo tra l'Hockey Pesaro e la rotellistica Scandanese. Io
Ecco la ripresa del gioco, inizio del secondo tempo. Ecco con la numero 4 sempre De Francesco che cerca di andare in porta ma viene fermata dalla numero 91 Grigioni che cerca di mettere in mezzo ma non trova la sua compagna e la rotellistica riconquista la palla con Pascarella serena. Eccola, cerca di andare via lungo la sponda ma perde la pallina e la recupera con il numero 3 Barbieri, anche lei cerca di andare in porta ma salta uno dei avversari e perde la pallina, la riconquista Iacono Virginia che la passa a De Francesco, ancora De Francesco cerca il tiro ma il portiere del Pesaro para, attenzione un po' di confusione dentro l'area e il Pesaro riconquista la pallina, la rotellistica cerca di recuperare subito palla ma non ci riesce. Ecco il capitano del Pesaro cerca anche lei lungo la sponda di saltare uno o due avversari, la passa all'indietro. Ecco la numero 11 Verderame cerca il tiro ma viene fermata, la rotellista con la numero 6 Iacono Virginia recupera palla, cerca di andare in contropiede lungo la sponda ma perde la pallina e la recupera il Pesaro col numero 91. Ecco il numero 11 Verderame che la passa al numero 3 Barbieri, cerca il tiro e viene fermata, riconquista della rotellistica con la numero 3 e ancora il fallo a favore della Scandenese e il numero 6 del Pesaro. Manca 13,08, sono 6 falli, ancora a 0 la Scandenese. Ecco che batte, la numero 4 De Francesco cerca di saltare due avversari ma non ci riesce, la recupera con il numero 8 Morri, palla a 2. Ecco la battuta e la palla a favore della rotellistica con il numero 8 Pascarella e niente, poi c'è il fallo, il primo contro la rotellistica, quindi anche situazioni falli 5-1. Ecco la battuta del Pesaro con la numero 91 che cerca di passarla ma la perde, la recupera con il numero 6 Virginia Iacono che cerca di scappare ma con il numero 3 Barbieri cerca di recuperarla ma la perde e commette fallo il numero 7. Ecco la rotellistica con De Francesco, va a parte, la passa nel mezzo e non riesce a colpirla Virginia, ancora lei dietro porta ma perde la pallina, la riconquista il Pesaro con la numero 11 che passa la pallina ma non trova la sua compagna, ancora Iapo che cerca e niente, la palla viene recuperata dal Pesaro, partita molto combattuta con il numero 11 Verderame ancora a centrocampo che perde la pallina ma la riconquista, ora la riconquista di nuovo la rotellistica con la numero 3 Amanda Mammi che se ne va lungo la sponda con la protezione di palla ma il Pesaro riesce a riconquistarla. Ecco con la numero 3 Emerson che anche lei cerca di andare in porta ma De Francesco la ferma e cerca di andare in contropiede, salta uno, cerca il tiro ma niente, ancora De Francesco che perde la pallina, la recupera con il numero 11 Verderame
cerca di passarla ma trova il pattino di Pascarella Serena, dietro porta si combatte, ancora Barbieri che la riconquista, cerca di mettere nel mezzo ma niente, ancora Barbieri, ecco trova Verderame ma il portiere della Rotellistica para e recuperano palla all'avversario, quindi in possesso De Francesco Martina che se ne va lungo la sponda, cerca il passaggio per Virginia Jacopo ma non la trova, ancora recupero palla Barbieri, se ne va lungo la sponda, cerca il tiro ma sempre il portiere della Rotellistica che para e ritorna in possesso Pascarella Sofia, cerca il tiro di piatto e ora di rovescio ma non trova la porta e primo temato del secondo tempo a favore della Rotellistica Scandenese. Quando manca 10:26, risultato di 3-0 per la Scandenese. Rivediamo i gol. Ecco i 3 gol della partita. Due di piatto e uno di rovescio per De Francesco Martina che per ora è il man of the match. Il Pesaro col possesso di pallina, col capitano Morri cerca di andare via, la passa ma non trova la sua compagna Barbieri che la ripassa all'indietro, numero 11 Verderame, Emerson con numero 23. Cerca di saltare uno il tiro di rovescio ma viene contrastato, recupero da parte della Rotellistica con la numero 4 di Francesco Martina che scivola e il possesso a favore del Pesaro perché ha toccato la pallina per terra. Ecco in battuta Barbieri Emerson, palla Emerson, tiro di rovescio ma non trova la porta, ancora Barbieri che riconquista palla, passa indietro al numero 8 capitano Morri, cerca il tiro di rovescio e niente, anche stavolta non trova porta, De Francesco Martina che riparte in contropiede, salta uno, salta due avversari, cerca di andare dietro porta, il tiro di rovescio ma ancora il portiere del Pesaro a dire di no e la riconquista da parte della numero 11 Verderame a favore del Pesaro che cerca di andare via ma la Rotellistica pressa molto e recupera subito pallina con la numero 3 Amanda Mammi che la passa a Pascarella ma perde palla e la riconquista la numero 11 del Pesaro che cerca il passaggio nel mezzo ma non trova. Attenzione di Francesco in contropiede, tiro e è andata molto vicino al gol, aveva spiazzato il portiere ma ha trovato la traversa. Attenzione, contrasto lungo la sponda e recupero della numero 8 del Pesaro Morri che cerca di andare via, salta a De Francesco lungo la sponda, cerca il passaggio nel mezzo ma non trova la numero 3 e riconquista la palla sempre Barbieri dietro porta, cerca il passaggio nel mezzo e Emerson non riesce col tiro di rovescio a impensierire il portiere della Rotellistica. Ancora in possesso il Pesaro con la numero 11 Verderame, cerca di saltare la numero 3, il tiro e niente, anche questa volta riesce a cavarsela la Rotellistica. Riconquista palla Emerson, cerca il tiro, sempre il portiere della Rotellistica pronto. Ecco un contropiede la numero 4 di Francesco, salta il numero 3 Barbieri,
cerca il tiro ma non trova lo spazio, la passa a Pascarella che cerca il tiro e manca poco, il portiere del Pesaro se la butta dentro, però è molto attenta. Ecco la numero 8 del Pesaro che perde la pallina con la numero 4 di Francesco, cerca il tiro di piatto e la palla va fuori, deviata, la riconquista e il Pesaro riconquista palla con Emerson che cerca di saltare al numero 4 di Francesco ma non ci riesce, quindi la palla ritorna alla rotellistica, la passa a Pascarella Beatrice che cerca il tiro di rovescio ma il portiere del Pesaro para. Ecco il contropiede del capitano numero 8 Morri, cerca il passaggio nel mezzo ma Barbieri è pronta ma non riesce a trovare la pallina. Ancora dentro l'area, ancora Emerson, la passa all'indietro per Verderame, cerca il tiro ma non trova nessuno, dietro porta col numero 3 Barbieri, ancora Verderame a centrocampo, cerca di saltare due avversari, va al tiro e bella parata del portiere della rotellistica scandanese. Poi sempre la scandanese in possesso di palla che la perde sempre con pressing ma la recupera subito. De Martino se ne va, cerca il tiro ma la palla è alta, la riconquista il Pesaro con Morri salta un avversario, cerca il passaggio e trova con il numero 11 Verderame che se ne va lungo la sponda, cerca di andare dietro porta, sempre contrastata dal numero 4 De Martina ma la rotellistica recupera palla con la numero 8 e la numero 3 Barbieri combatte ma cerca il tiro alto e quindi la pallina ritornerà alla rotellistica. Time out a favore del Pesaro, il primo di questo secondo tempo a 5:14 alla fine del match. Ecco con la ripresa del gioco, in possesso la rotellistica scandanese con la numero 8 Pascarella Serena che cerca di saltare il suo avversario Barbieri lungo la sponda, va dietro porta e cerca di passarla alla sua compagna ma la numero 11 Verderame la recupera, cerca di andare in porta ma viene fermata da De Francesco e la rotellistica la recupera sempre con Pascarella Serena, anche lei cerca di saltare due avversari ma non ci riesce e il capitano con il numero 8 del Pesaro recupera palla, cerca il tiro di rovescio e non prende la porta e quindi la rotellistica di nuovo in possesso con il numero 6 Amanda che è dietro porta, cerca di liberarsi del suo avversario che la passa a De Francesco ma sono passati 10 secondi
quindi il possesso palla ritorna all'Oji Pesaro. Ecco in battuta il capitano Elena Morri. E la Rotellise recupera subito la pallina, sempre con De Francesco Martina. Cerca di andare in porta ma perde la pallina. Ecco il Pesaro, cerca il tiro e c'è il gol del capitano Elena Morri. Con un bel tiro di rovescio la incrocia e spiazza il portiere della Rotellistica Scandanese. Rivediamo il replay, recupera palla, entra in area, il tiro e il gol, bellissimo gol. Di nuovo un time out per la Rotellistica Scandanese intanto e rivediamo il bellissimo gol incrociato del capitano, che porta risultato sul 3-1 e ricordiamo a 3:55 dalla fine 3-1 a favore della Rotellistica Scandanese e un fallo per la Rotellistica e 7 falli per il Pesaro. Ecco la ripresa del gioco, battuta della Rotellistica Scandanese con la numero 6 Virginia che la passa a De Francesco, va in velocità, cerca il passaggio nel mezzo e non trova Iacono Virginia, che recupera pallina, va dietro porta, si libera di un avversario, cerca il tiro ma è pronto il portiere del Pesaro. La recupera pallina numero 7, sempre Barbieri, Stella del Pesaro, cerca di portarsela avanti ma trova due avversari della Scandanese, recupero di Pascarella Serena, cerca di andare in porta, passa dietro la porta per liberarsi dall'avversario, ne salta un altro, cerca il tiro di rovescio ma sempre il portiere del Pesaro a dire di no. Ancora Iacono Virginia cerca di saltare due avversari e il capitano del Pesaro recupera la pallina, col fisico se ne va via. E niente, anche col pressing De Francesco riesce a fermare il numero 8 Morri e possesso palla ritorna per la Scandanese. Un po' di confusione con la numero 9 Pascarella Beatrice, ma la palla ritorna al Pesaro sempre per via dei 5 secondi. Quindi la battuta dall'angolo basso a favore del Pesaro. Ah sì, ora. Ricordiamo a tutti che la numero 6 della Rotellistica Scandanese, Iacono Virginia, del 2017, quindi a 9 anni. E intanto sempre il gol della Rotellistica Scandanese con il numero 4 De Francesco Martina. Per lei 4 gol in questa partita. Rivediamo un attimo, no, dopo il replay.
recupero del Pesaro con il numero 3 Emerson. Eccola la giocatrice Virginia Iacono, che ha 9 anni. Col numero 8 del Pesaro tira, ma sempre il portiere della rotellistica a fermare la pallina. Emerson portarsi palla, la recupera al numero 4 De Francesco Martina, che se ne va in contropiede, cerca il passaggio per Virginia e il gol però non viene convalidato. L'arbitro ha visto anzi, rivediamo il replay, il gol non viene convalidato perché Iacono Virginia ha toccato la palla col pattino. Ricordiamo che si possono fare i passaggi e contrasti con il pattino, ma non si può fare gol direttamente col pattino. Sono passati 5 secondi nella metà campo del Pesaro, quindi la palla ritorna in possesso della rotellistica quando manca 0,57 dalla fine della partita. Ecco con la numero 9 Pasquarella Beatrice, che la passa a De Francesco Martina, ne salta 2 e viene fermata dal capitano, ma ritorna in possesso, cerca il passaggio nel mezzo, il tiro e il palo ferma De Francesco Martina. Ritorna in possesso palla al Pesaro e cerca il tiro, ma non prende la porta. Ecco con la numero 7 Barbieri Stella, che recupera la pallina a favore del Pesaro, cerca di liberarsi ma commette fallo toccando la pallina per terra e quindi pallina alla rotellistica. Sempre in battuta Pasquarella Beatrice So, che la passa De Francesco Martina, recupera palla il Pesaro con 11 Verderame, che si libera, cerca di tirare ma niente. Recupera palla la rotellistica e fine della partita. 4-1 a favore della rotellistica scandanese sul Pesaro, che vincendo questa partita approda alle semifinali del campionato, mentre il Pesaro va a giocarsi le semifinali per la Coppa FISR.